l'uovo è stato aggiudicato. Se lo è aggiudicato il signor, che ringrazio e avrò anche il piacere di conoscere, Semsi Munir, ed è il titolare della Star System SRL con sede a Mestre, e se io facessi un'altra asta per chiedere qual è stato il prezzo di aggiudicazione vincerei ancora 30.000 euro. Tutto è nato qualche giorno fa, quando il presidente Zaia ha deciso di mettere all'asta l'uovo pasquale di 10 kg che gli era stato donato. Le offerte non hanno esitato ad arrivare fino a quella finale di Semsi, 30.000 euro. L'idea di partecipare all'asta è stata di mia figlia Sibel, di 5 anni, mentre stavamo guardando la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. In realtà l'idea di una donazione da parte sua era già nell'aria. Avevo già pensato da tempo di fare una donazione per aiutare i veneti italiani, come abbiamo fatto anche in altre situazioni di emergenza. Semsi, 45enne di origine macedone, titolare di un'impresa edile a Mestre, è arrivato nel 92, instaurando immediatamente un rapporto speciale con l'Italia e con il Veneto. Ero ancora un ragazzino. Sono stato accolto da tutti i veneziani come uno del posto e mi sono subito sentito un italiano. E ho continuato a sentirmi italiano e farò tutto quello che serve per questo paese. Per quello voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno creduto in me. È lui a ringraziare Zaia per questa possibilità, con la speranza di trovare una grande sorpresa. Vorrei ringraziare il presidente Zaia di aver lanciato questa asta con un nuovo gigante contro il coronavirus e di aver dato questa possibilità di partecipare a questa bellissima iniziativa. Quando avrò l'uovo, la sorpresa che c'è dentro non vorrei che sia un gioco per la mia figlia, ma speriamo che sia un vaccino per il coronavirus Covid-19.